Edoardo Granella, allenatore della BDL Minimotor Correggio. Vorrei essere una mosca per essere stato nei pensieri di Edoardo Granella dopo i primi 10 minuti e dopo i 3 gol del roller Bassano. C'era tranquillità prima, c'era rabbia dopo, oppure che sentimenti albergavano nella testa del tecnico della BDL Minimotor Correggio? Sempre prima e dopo, magari un po' di sorpresa che nei primi 4 tiri abbiamo fatto gol. La verità è che il primo, quello di Tudela, che è andato al 7, dopo tutti i tiri che hanno andato a porta abbiamo fatto gol. Se l'ho detto nel time out di Leo quando l'ha chiesto lui, che non si aveva fatto niente, che si doveva continuare, così l'ha dimostrato. Il primo tempo abbiamo non so se calato, però abbiamo preso 2 gol, il primo e il secondo di errori nostri, abbiamo perso la palla nella nostra pista, il primo penso che dentro l'area, il secondo dopo nella partenza abbiamo voluto fare una giocata che facciamo, le abbiamo perso la pallina, contropiedi gol, questo è così. Dopo nel secondo tempo penso che abbiamo giocato con più tranquillità, lucidità, penso che abbiamo saputo leggere la partita. Sì, abbiamo preso contropiedi, alguna punizione, però è normale, alla fine è un sport così tan dinamici, è normale. Quindi da un lato fattore positivo, Correggio che è stata precisa sotto porta e ha saputo anche costruire un vantaggio e ha saputo reagire a una situazione complicata, un roller Bassano che è rientrato sotto di un gol e ha firmato 3 reti in pochi minuti. Se dalla parte opposta, cioè dal roller Bassano, complimenti per la reazione, perché dopo 4 gol in 10 minuti la partita poteva essere in discesa per voi, dall'altra parte è stata brava Correggio a non demordere e rimanere lucida dopo i 3 gol subiti. Sì, loro sappiamo che è una squadra che gioca molto bene, adesso non hanno quella fortuna di risultati. Come si è visto all'inizio, tutti i tiri hanno andato dentro, però penso che è una squadra che gioca bene, hanno preso un giocatore importantissimo, anche Leo, un bravo allenatore che l'ha fatto molto bene nei giovanili, e niente, penso che è un momento per loro sicuramente che devono amalgamarsi, si dice, sì. Trovare un po' la squadra, no? Però sono giocatori forti, sicuramente che lavorano benissimo, niente, complimenti per loro, mi dispiace perché non sono in una situazione aggradevole, però penso che riusciranno a andare avanti, e per noi penso che siamo in tutta la situazione contraria, noi tutto magari ci viene bene. Abbiamo oggi 2 rigori, l'abbiamo fatto, 2 gol, penso che stiamo in questa dinamica positiva, peccato perché la prossima settimana non giochiamo, però niente, a lavorare e continuare, che adesso vengono qua 5 partite a casa, è importantissimo fare i più punti possibili. Infatti proprio l'ultimo tema che volevo trattare era la pausa che arriverà nel fine settimana per la BDL Minimotor Correggio, quindi una notizia quasi negativa, diciamo, fermarsi dopo 6 partite dove sono stati conquistati 14 punti, 4 vittorie e 2 pareggi. Sì, se lo chiediamo ai giocatori hanno bisogno di riposare, perché non ci abbiamo fermato quasi, sì, alle feste di Natale, però dopo non ci fermiamo più fino a Pasqua, con partite intersettimanali. Qua ci sono giocatori che giocano anche con la V, fanno partita con l'Under 23, con la 19, quindi abbiamo anche bisogno di riposare un attimo, alla fine una settimana, dopo facciamo 2 partite contro Seregno, se non sbaglio Valdagno. Niente, questo non si ferma, Grazie a Edoardo Granella e in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Dai, grazie a voi, grazie.